Perché di questo presidio? Perché noi vogliamo i nostri stipendi, vogliamo la nostra dignità di lavoratori, già il nostro è un settore che è veramente allo sbando e adesso veramente pretendiamo di essere considerati come persone e come lavoratori. In questo settore sappiamo che noi facciamo un bellissimo lavoro e lavoriamo tante ore e guadagniamo due caramelle. Io dico una cosa, questa azienda che è così, che dicono è limpida, è responsabile, allora perché si comportano così? Io mi chiedo, ma siamo nel 2025, bisogna avere un pochettino di rispetto per i lavoratori, penso così, no? Allora, non c'è solo rispetto per noi colleghi dei lavoratori, perché io ho una famiglia da mantenere, ho tutto, se tu mi paghi il 20, mi paghi il 30, il 25 non è corretto. E questo è un classico esempio di macelleria sociale. In un'azienda che fattura quasi 1,5 miliardi di euro come ABS, avere questi appalti pagati a due spiccioli, come è stato detto precedentemente, è una situazione veramente molto allarmante. Non escludiamo azione nei confronti anche del committente, perché non sarà il primo, non sarà sicuramente l'ultimo caso, ma bisogna dare un segnale forte, perché bisogna evitare di avere situazioni come questa. Ci pagano male, tardi, metà, io la 13ª l'ho ricevuta a metà senza busta, ti mettono nell'app, ti mettono dentro la busta, te la tolgono, fanno quello che vogliono. Niente, è un trattamento che non meritiamo, anzi dovremmo rinnovare anche questi contratti qua che sono vecchi da 20 anni. Prendiamo una miseria perché arriviamo alla fine del mese ad accattoni.